Ho provato a mettere in evidenza quello che, per quanto riguarda il progetto Veneto Escape, ma anche e di conseguenza il progetto Doge, quello che è stato approfondito fino a oggi, perché parliamo di privacy, ma privacy quindi per tutelare il trattamento dei dati che si trovano dove? Dentro a dei documenti, a dei contenitori. Ma questi contenitori come vengono trattati da un punto di vista tecnologico, organizzativo, medico-legale? Che cosa sono? Da cosa sono composti? Abbiamo parlato fin dall'inizio di questi progetti di documento informatico da un punto di vista appunto giuridico, per dire che cos'è, quali sono gli elementi essenziali che deve contenere, quindi deve contenere un momento, un'indicazione di un tempo, deve contenere, nel caso che abbiamo analizzato il referto di laboratorio, deve essere sottoscritto, perché bisogna dare un mezzo tecnologico, ma anche funzionale, un mezzo surrogato alla sottoscrizione autografa. Ecco le firme elettroniche, abbiamo approfondito firma elettronica, firma digitale, sistema di autenticazione piuttosto che di sottoscrizione. Poi, cosa che non era successa molto spesso in giro, abbiamo approfondito il problema del collegamento fra le nostre strutture, fra i nostri complessissimi scenari e le certification authority. Va bene, firmo, ma non è firmo punto lì, firmo e intorno devo costruire un'organizzazione per semplificare la vita a chi utilizzerà questa sottoscrizione. Non dovrò andare ad appesantire il flusso, sempre perché il core del nostro ambito è quello di curare, diagnosticare, prevenire, fare diagnosi, cura, prevenzione, eccetera. Poi dico, sì, va bene, ma tutto questo mi serve perché poi io dovrò andare a tirar fuori da qualche parte, da qualche cappello del mago, dovrò andare a tirar fuori le informazioni che ho legalmente, correttamente creato, e quindi devo pensare a strutturare anche in un modo altrettanto corretto e legale dei contenitori, dei repository, degli archivi. Poi, visto che vengo fuori da una formazione latina, dico va bene, ma io sto rispondendo a qualcuno, quindi ferro, tuli, latum ferre, referto, da dove mi arriva questa parola. Devo riferire, devo rispondere a qualcuno che mi ha posto un quesito clinico. Quindi devo comunicare il risultato della mia indagine diagnostica. E quindi devo comunicare il risultato diagnostico, che io lo distribuisca. Non leggetelo da un punto di vista privacy, che io comunque lo comunichi a qualcuno è fondamentale, perché non mi serve a niente tenermelo nel cassetto, nel mio repository, senza che nessuno possa metterci il naso. Quindi devo affrontare il problema distribuzione interna alla mia struttura, ma distribuzione anche esterna, diversificando le tipologie di soggetti a cui dovrò rispondere, a cui dovrò mandare, comunicare l'informazione. E poi, ahimè, dico io, ma invece a me piace tantissimo, devo affrontare l'argomento messa in quiescenza. Ci piace la parola mettere in quiescenza, perché non vado a far morire il contenitore delle informazioni clinico-diagnostiche, vado a metterlo in un posticino sicuro, perché, ahimè, ancora ripeto, qualcuno un giorno potrebbe bussare alla porta della mia azienda e chiedermi, lo chiamo emissario del giudice io, e chiedermi di andare a tirar fuori l'informazione che delle norme specifiche per ogni specialità e anche sanitarie generali mi impongono di mantenere nel tempo. Pensate, e lo saprete, molti di voi lo sanno, addirittura certe a tempo indeterminato.
altre per 10 anni, altre ancora per 5, ma quando io penso al tempo indeterminato penso, va bene, la carta ha sempre risposto alla mia esigenza di andare a tirar fuori e continuare a poter leggere l'informazione che ho mantenuto nel tempo. Ma l'informatizzazione me lo permette, mi viene risposto da tutti, si deve permettertelo perché tu dovrai andare a tirar fuori quell'informazione. Ecco, tutto questo è permeato da data protection. Non mi piace dire riservatezza o sicurezza. Ormai dobbiamo dimostrare che riservatezza e sicurezza devono essere una cosa permeata una nell'altra, concatenate l'una all'altra. Quindi è privacy, data protection, chiamiamole come vogliamo, ma non c'è un aspetto tecnologico e un aspetto organizzativo. Entrambe le due parole ci devono dare dei concetti insieme. Siamo partiti, come dovrebbero partire tutti, ma non perché siamo bravi, ma perché forse abbiamo avuto un po' più tempo, e forse perché ci siamo fissati su certi principi. Siamo partiti dai principi generali. Questo è un richiamo all'articolo 29 del Working Party della Commissione europea. È stato dedicato alle HR, però calza benissimo su qualsiasi altro tipo di informazione, per me, in sanità. Per me. La prima domanda che io mi faccio sempre è: devo mettere sul piatto della bilancia due principi che corrispondono a due diritti costituzionali per quanto riguarda il nostro Stato, ed è il principio alla salute e il principio alla riservatezza. Se noi dovessimo chiedere a un paziente X: secondo te in questo momento è più importante essere ben curato? È più importante che ti salvino la pelle, oppure è più importante che non vedano determinate informazioni o che determinate informazioni vengano trattate non bene da un punto di vista data protection? La risposta penso che sia logica, la darei anch'io. Però siccome ci sono due principi costituzionali, ma ci sono anche tante norme alle quali noi dobbiamo ottemperare, e quelle sono sì il nostro obbligo professionale, civile, di curare, ma anche quello di curare in modo da riservare le informazioni, dobbiamo trovare un giusto mezzo. Perché se incominciamo a mettere il paraocchi, a essere ottusi nell'utilizzo dei contenuti normativi che riguardano la privacy, non riusciamo più a muoverci da un punto di vista clinico, diagnostico e sanitario in generale. Molti altri aspetti di questa slide sono stati approfonditi, come sono già stati citati dai relatori precedenti, rispetto all'autodeterminazione del soggetto interessato, la modularità del sistema, modularità sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, cioè un modulare, un costruire a piani, sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti che possono pubblicare, visualizzare le informazioni, sia che cosa vado a trattare, quali informazioni, quali contenitori delle informazioni. Poi ovviamente i soggetti di trattamento, la struttura delle banche date, la durata del trattamento e le misure di sicurezza che, ripeto, io non vedo solo da un punto di vista tecnologico, anzi qua proprio oggi la tecnologia, secondo me, ci sono i sistemi informativi perché sono quelli più invasivi all'interno delle nostre strutture, ma il tema non deve essere tecnologico, quindi misure di sicurezza da un punto, per quanto la pensi io, qui da un punto di vista organizzativo e funzionale, per facilitare, usare la tecnologia come arma, come spada, per facilitare l'utilizzo dei sistemi. Non mi soffermo, ovviamente, quindi vado velocissima, perché è già stato detto. I punti cardine da un punto di vista organizzativo sono l'individuazione delle modalità di comunicazione, di formazione e di comunicazione
agli interessati, le modalità dell'informativa. È una comunicazione, devo spiegare, quindi è stato detto e ripetuto, chiara, semplice, che contenga tutti gli elementi necessari affinché si capisca. Non per niente si parla di consenso informato. Cosa vuol dire? Presto un consenso, ma conscio. Non sono stato informato perché ho letto il flyerino all'accettazione, ma perché mi rendo conto di che cosa sto acconsentendo, a che cosa sto acconsentendo. E questo ovunque. Girando ci si rende conto che ci stiamo facendo delle lugubrazioni mentali sulle informative, sui consensi, sulla modularità nei sistemi lunari. E poi ci sono luoghi dove non viene raccolto il consenso, neanche il consenso generale al trattamento dei dati, che è imprescindibile. È inutile che implementi sistemi, ripeto, lunari, che pensi a come informare il mio paziente perché voglio scaricare non so quale cosa dalla rete, quando non gli ho neanche chiesto il fondamentale e imprescindibile consenso al trattamento dei suoi dati personali / sensibili ai fini di cura, senza il quale può girare i tacchi, uscire dalla porta principale della mia azienda sanitaria perché io non posso curarlo, non posso neanche raccogliere il suo nome e cognome, figuriamoci dargli il referto online. È accaduta, quindi ho messo i puntini alla fine di questo perché posso anche implementare chissà quale sistema, ma sempre devo pensare a questi 2 passaggi fondamentali. Questo è come è stato pensato nei 2 progetti, ma nulla è stato inventato, è stata semplicemente fatta una lettura, una pedissequa lettura del decreto legislativo 196 del 2003 e delle linee guida del garante, nel nostro caso per quanto riguarda i referti online, informativa sempre, consenso se lo scarico online del referto avviene da parte del cittadino, poi il consenso viene prestato una tantum con il diritto di recedere, cioè di ritirare il permesso a utilizzare i dati in questo sistema. Oralmente, sia l'informativa perché il legislatore me lo permette, sia il consenso, anzi l'ultima normativa ha semplificato, quindi perché ci tormentiamo la vita a voler raccogliere un consenso scritto. La vecchia normativa diceva il consenso scritto, ha semplificato lei stessa. Se già il legislatore, che è così complicato, ci permette di fare le cose più semplici, facciamole. Quindi raccogliamo il consenso oralmente, il legislatore però ci dice: fate in modo che questo consenso venga registrato da qualche parte. Mettete un flag da qualche parte, perché un giorno dovrete dimostrare che il consenso vi è stato prestato. Qualcuno mi dice: sì, ma è la tua parola contro quella del paziente. Il paziente dice: io non l'ho mai prestato. L'operatore al CUP o all'accettazione o in reparto dice: certo che me l'ha dato, ho flegato. Una parola contro l'altra. Va bene, ne discuteremo davanti al giudice, ma intanto cerchiamo di fare e di impostare le cose in modo semplice e legale. Poi vedremo. Tanto i problemi sorgeranno comunque. Quindi cominciamo a fare le cose semplici, come il legislatore ci permette di fare. Nel momento in cui invece io penso ad un'altra strutturazione della comunicazione delle mie informazioni, ovvero sono rimasta indietro? No, paziente. Avanti, ecco. Nel momento in cui metto sul mio sistema affinché la comunicazione, apro il mio bocchettone oppure glielo spedisco io, non mi interessa, fatto sta che la comunicazione delle informazioni avviene dal generatore delle informazioni stesse, cioè dalla struttura sanitaria, all'MMG, e questo inserisce
le informazioni cliniche nella sua cartella, ahimè il garante per la privacy mi dice sì, informi sempre oralmente, devi raccogliere però il consenso sempre oralmente, sempre trascrivendo da qualche parte che questa operazione è avvenuta, ma di volta in volta, quindi non più una tantum con la possibilità di revocarlo, ma ogni volta il paziente deve asserire, affermare che le informazioni vengano trasmesse al suo MMG. Tutto qua. Sembra semplicissimo, ma dal mio punto di vista sembra semplicissimo. Quando mi sono fatta un bello schema mio di questo genere, dietro ci sono invece dei progetti che prendono magari mesi e anni. Da un punto di vista organizzativo, funzionale, piuttosto indaginoso, da un punto di vista normativo semplicissimo, come accade molto spesso. Grazie. Grazie. Allora, io ho sbagliato perché non vi ho riproposto la slide generale di Veneto Escape, perché ormai l'abbiamo vista e rivista negli altri incontri, ma sono a proporvi la macro, distinzione del progetto, che deve essere ormai chiara a tutti, che digitalizzare il referto in laboratorio, che è ovviamente il primo obiettivo di tutto il ciclo di Veneto Escape, come vi è stato detto prima, subisce poi questo processo due strade di distribuzione. Quindi qui oggi vedremo la parte interna, quindi la distribuzione ai reparti. Quando digitalizzo il referto devo renderlo accessibile ai reparti, quindi non più in formato cartaceo ma digitale, perché ho creato digitale. E dall'altra parte invece vado ai canali di distribuzione esterna e quindi lo posso mandare al cittadino, alle farmacie, ai distretti, e poi vedremo quali sono i canali di progetto che già comunque conoscete. Quindi quello che vi propongo oggi è questo schemino che vedete, dove ci sono dei blocchi funzionali, non c'è niente di tecnologico come vi è stato già detto, ma vi faccio capire qual è il flusso che ci aspettiamo di dover gestire, e due warning, perché l'argomento di oggi è il data protection e quindi io devo stare attento di gestire correttamente in due posizioni di questo flusso di progetto le azioni che vado a compiere. Allora, innanzitutto il flusso prevede appunto che il paziente viene ricoverato in azienda e qui dal reparto vado a richiamare la funzionalità del laboratorio analisi, quindi ho necessità di fare delle analisi del sangue e vado a produrre un referto digitale, il quale viene firmato e inserito o inviato a livello funzionale, ripeto, non tecnologico, nell'archivio aziendale o negli N-archivi, che in questo caso di progetto sono i cosiddetti repository. E qui ho un ritorno, quindi la possibilità di vedere o un'integrazione in cartella elettronica di reparto oppure con un visualizzatore, permettere al clinico di vedere il referto perché per esempio ha in carico quel paziente. Quali sono i warning che io mi devo porre in questo caso? Il primo è quello che se il paziente è la prima volta che fa l'accesso alla mia struttura sanitaria, ho la necessità di raccogliere quel famoso consenso generale al trattamento, quello che la dottoressa Rammelli dice dovete farlo per forza perché altrimenti non può essere ricoverato lì, io non posso trattare quel paziente e i suoi dati. Questo è generale, quindi io una volta che l'ho registrato, se poi quel paziente si ripresenta nella mia struttura, sono a posto. E questo è proprio l'ingresso del paziente, quindi al reparto, al ricovero. La secondo warning non è a livello di informativa / consenso, ma è proprio il discorso della profilatura dell'utenza. E il fatto che qui ci siano le direzioni sanitarie non è a caso. E non è a caso neanche che ci siano gli uffici legali, proprio perché deve essere una decisione aziendale, quindi un tavolo decisionale che va a normare internamente quale è la profilatura che l'azienda sanitaria decide di utilizzare e inserire nei sistemi informativi informatici per far vedere quel referto, per esempio, a medici, infermieri, operatori sanitari. Quindi chi ha l'accesso e a che cosa. Per esempio, in questo caso ho fatto un esempio, ogni reparto avrà accesso ai referti relativi ai pazienti a loro carico. Questo è il consiglio che viene sempre comunque dato per gestire la visione da reparto dei referti prodotti. E poi ho messo dei punti esclamativi, perché attenzione, questo significa che io potenzialmente, mettendo i dati in un archivio, in un repository, do
la possibilità, proprio perché ho un archivio, di raccogliere quei dati in qualcosa che è diverso dallo scarico online o dal dare il referto al medico, ma posso creare un cosiddetto dossier, come vi è stato spiegato prima, dove l'unico titolare è l'azienda sanitaria. Quindi io raccolgo tutti i dati che l'azienda sanitaria ha prodotto. E poi dovrà andare a alimentare anche il futuro fascicolo, come vi è stato detto, proprio perché io devo poter alimentare un sistema e sono uno dei titolari del sistema fascicolo. Il secondo schema è proprio quello della distribuzione esterna, in cui qui vedete un sempre esempio laboratorio, perché all'80% della produzione digitale di un'azienda, il cittadino in questo caso, perché in processo ambulatoriale si reca al sistema CUP o a citazione diretta, dipende dall'organizzazione, fa il punto prelievi, quindi viene fatta l'analisi, viene fatto il prelievo, si manda al laboratorio analisi, il quale produce, archivia e in questo caso indicizza anche, perché qui ho voluto sottolinearvi la parola indicizzazione, perché è previsto dalle specifiche di progetto e in linea col progetto Doge il discorso di mettere poi il referto, quindi indicizzarlo in un registry e che vi sia un discorso di standardizzazione repository registry per riuscire a comunicare quel referto ai canali di distribuzione esterna, che qua vedete sono il cittadino, distretto, comune, quindi dipende appunto come l'azienda e sia voluto esplicitare il servizio, la farmacia e il medico in medicina generale, il pediatra di libera scelta. Qual è la diversità e perché come sono inseriti i warning in questo caso? Allora, innanzitutto il cittadino, come vi è stato detto, deve raccogliere, ripeto ancora, se è la prima volta che entra in contatto con l'azienda, il consenso generale, il trattamento e poi una tantum la raccolta per lo scarico online. L'azienda deve informare e chiedere il consenso dicendo: ti ho attivato questo servizio, ad oggi hai la possibilità tramite, viene spiegato la parte diciamo più tecnologica, come avviene il tutto, questo servizio al quale tu puoi avere il tuo referto a casa. La farmacia, in questo caso, la si tratta o, ripeto, come se fosse con un totem di scarico, quindi il paziente che non ha la possibilità di scaricare in casa il referto può andare in farmacia, oppure addirittura alla farmacia ci sono aziende che fanno il collegamento diretto, quindi la farmacia ha necessità, collega e estrae il referto per il cittadino. In questo caso c'è il warning 2, io ho necessità di accedere con sicurezza al portale aziendale o al portale farmacia se c'è un'integrazione con la farmacia. La farmacia è un ente esterno all'azienda e quindi è in convenzione ed è previsto che sia fatta questo passaggio. Quindi come accede il paziente al portale? Quindi c'è un'autenticazione del paziente con delle credenziali, è stato definito da progetto che sia il codice fiscale, il nome utente e il codice di accesso una password pseudo-causale che abbia quindi una sicurezza intrinseca nella digitazione, con le specifiche, quindi in modalità che conoscete tutti, quindi ad evento, oppure modalità B, io riesco a avere diciamo il contatto e a agganciare il paziente e ogni qualvolta entra con la stessa password perché ho un back office più diciamo appropriato. E l'ultimo passaggio, che era quello che vi sottolineavo prima nella slide, è perché l'MMG è stato messo di un altro colore, sostanzialmente perché scelta del consorzio e dei progetti che avete, agganciare l'MMG per noi significa attuare il progetto Doge e quindi avere l'integrazione dei dati del paziente in cartella con il medico. E quindi adesso passo la parola ad Arianna che farà una breve introduzione e presentazione di cosa significa gestire il data protection con Doge. Grazie Fede. E molto semplicemente Federica ha introdotto i livelli di consenso per esterni. Quando parliamo di medici si apre un altro mondo di consenso. Il rapporto è diretto tra azienda e medico medicina generale, quindi non intermediato da un portale in cui vengono scambiati i dati clinici del paziente. Abbiamo bisogno quindi di raccogliere un consenso ad hoc per comunicare questo dataset di dati a un operatore sanitario fuori dall'azienda però. In questo caso i livelli di consenso sono 2 e bidirezionali, quindi da un lato un consenso raccolto una tantum di primo livello dal medico medicina generale, in cui il paziente dà il consenso per il trattamento di tutti i suoi dati personali,
dell'invio dei referti da parte dell'azienda nella cartella del medico e quindi anche per lo scarico e tra virgolette manutenzione di questi referti nel database del medico, e in ultimo per l'invio dei dati invece prodotti dal medico verso l'azienda, per cui prescrizioni farmaceutiche e patient summary. Questo consenso, vi dicevo, è raccolto una tantum quando il medico apre la posizione del paziente, cioè tutte le volte che viene un nuovo inserimento nel database, nella cartella dei medici, viene raccolto questo consenso. Quali sono le uniche informazioni considerate sensibili in questo caso, cioè da assolutamente non mandare dall'azienda al medico? Per la Regione Veneto sono quelle che vedete, quindi sono esattamente 4 esenzioni considerate blindate, per cui nonostante il consenso rilasciato dal paziente, queste informazioni non vengono comunque inviate dall'azienda alla cartella del medico. Le esenzioni fanno parte del dataset dei dati anagrafici del paziente che vengono inviati, quindi oltre al nome, cognome, residenza, numero di telefono, anche le esenzioni vengono inviate e vengono tenute aggiornate nella cartella del medico. HIV, problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti. Il secondo livello di consenso invece è quello forse più complicato da gestire, perché è puntuale e va raccolto di volta in volta ogni volta che il paziente accede alla struttura sanitaria. Quindi questo consenso viene rilevato in tutti i punti di accesso, CUP, ADT, pronto soccorso e nei singoli reparti per quello che riguarda le lettere di dimissione, nel caso in cui queste vengano notificate al medico di base. In ambito aziendale, all'interno di questo secondo livello di consenso abbiamo 2 punti di filtro. Il primo quindi è nel momento in cui il paziente accede alla struttura sanitaria e l'operatore gli chiede: acconsente che questo documento, che questo referto, che questa lettera di dimissione venga notificata al suo medico di base. Dopodiché abbiamo invece un secondo filtro direttamente tra i dipartimentali e i repository nel momento in cui viene creato il documento clinico. Molte volte, soprattutto negli esami di laboratorio, viene richiesta una prestazione, all'interno poi della prestazione vengono richiesti degli esami aggiuntivi. Bene, se questi esami aggiuntivi rientrano in quel dataset di esami considerati blindati, il referto va comunque bloccato, nonostante il paziente a priori abbia rilasciato il consenso perché questo venga notificato al medico medicina generale. Qual è il dataset di informazioni considerate blindate? Queste un po' le ritrovate anche nella slide presentata dall'ingegner Sartori in Ampere, con delle modifiche. Perché con delle modifiche? Perché il garante della privacy non ha dato un dataset di esami di laboratorio o di reparti considerati blindati. Sono stati creati a seconda un po' del buonsenso dalle aziende e dalle varie regioni, per cui alcune le ritrovate coincidenti, altre no. In sostanza comunque sono accesso per HIV, accesso per disturbi psichiatrici, quindi sono considerati assolutamente blindati in Veneto i reparti di psichiatria per la produzione di documenti e anche il reparto di ginecologia e ostetricia. Malattie sessualmente trasmissibili, tentato suicidio e poi tutti i pazienti, quelli messi sotto protezione, diciamo così. C'è poi tutta un'altra sfera che riguarda invece gli esami specifici di laboratorio, per cui è stato creato un dataset di esami che appunto sono considerati blindati, che all'interno racchiudono tutti gli esami per HIV, patologie sessualmente trasmissibili e via dicendo. Bene, in tutti i casi in cui un documento clinico prodotto riporta al suo interno queste informazioni o è connesso a ricoveri per quelle patologie, il documento è considerato blindato, quindi non va mai inviato al medico medicina generale, al medico prescrittore o a qualunque operatore sanitario esterno. Da questo punto di vista si rientra invece poi in quello che spiegava Federica per il trattamento di questa tipologia di dati nel fascicolo sanitario elettronico. Grazie. Adesso vi ho proposto una slide conclusiva. Ho proposto una slide conclusiva per capire quali devono essere i prossimi passaggi che dobbiamo fare per riuscire a avere una visione un po' più ampia rispetto ai 2 progetti. I progetti pongono le basi per andare a parlare di altro
quello che abbiamo sentito oggi ne è un esempio, e la gestione del consenso, dell'informativa e quant'altro vuole essere poi messa a fattor comune. È per questo che la vision verso un FSE regionale dovrà sicuramente prevedere la necessità di istituire dei tavoli di lavoro in cui le aziende si confrontano su queste tematiche. In primis, creare e mantenere un'informativa appropriata, quindi dovremo andare a gestire, visto che questa è sicuramente la tematica principale di oggi, qualcosa di condiviso se l'infrastruttura e le informazioni che saranno inserite potranno viaggiare tra le aziende sanitarie. Definire dei livelli, delle tipologie e dei punti di raccolta di questo consenso, direi abbastanza uniformi tra le aziende per riuscire a dare una visione al cittadino paziente abbastanza uniforme all'interno del territorio. Poi condividere le policy, e questa sarà la parte più complicata sicuramente, perché solo se condivido delle policy posso gestire qualcosa di più ampio, che non è solo un problema della mia azienda, come oggi voi dovete gestire. Ho detto prima, internamente decidete come far vedere, come gestire gli accessi e le visibilità interne. Su questo livello, quando dovremo alzarci un attimo, dovremo fare una condivisione di queste policy. E che significa quindi decidere cosa va in visualizzazione interna e esterna su un FSE gestito regionalmente e chi e che cosa e perché può avere accesso a queste informazioni. E alla fine, questo sarà un impegno ovviamente a 360, definire quale sarà la modalità tecnologica organizzativa per gestirlo a livello integrato e interoperabile fra le 23 realtà. Io vi ringrazio per questo incontro e per essere stati presenti oggi. Vi ricordo che tutto questo materiale, quindi compreso anche la presentazione dei Ingegner Sartori, sarà a disposizione nel nostro sito, all'interno della pagina riservata al progetto Veneto Escape, perché è una delle attività finanziata dal progetto, e avrete a disposizione, oltre che le slide, le registrazioni di oggi e l'intervento della dottoressa Di Minco e poi i famosi video tag in cui ci sono le pillole informative sui brevi sketch di quello che vi è stato detto a livello informativo di oggi.